Cristian Maier, allora parliamo di questa raccolta che avete fatto, il pullman partirà a breve, un impegno sicuramente importante per la Moncada e per la vostra squadra. Sì, devo dire la verità che la famiglia Moncada, con a capo il presidente Salvatore Moncada, non è nuovo a queste iniziative, è sempre stata una persona che a livello sociale ha sempre contribuito in prima persona con l'azienda e tutto, con la Moncada Energy, con la Fortitudo, con le sue aziende insomma. Qui c'è anche la partnership di Cuffaro, l'autorità Cuffaro, che mettono a disposizione il pullman per andare in Ucraina, più che altro in Polonia, al confine. Devo dire la verità, anche l'ordine dei medici ha dato una grossa mano con una grossa fornitura, Moncada ovviamente ha fatto la sua parte con la Moncada Energy, i giocatori della Fortitudo e tante altre persone che effettivamente c'è stato un grandissimo ritorno, non ce l'aspettavamo e adesso vediamo se basterà un pullman o ce ne vorranno due, perché effettivamente tanta gente ha contribuito a questa raccolta. Niente, siamo orgogliosi, io personalmente sono orgoglioso di far parte di questa famiglia perché Moncada non ha mai lesionato niente, ha sempre aiutato, durante il periodo della pandemia ha comprato i respiratori, cose, quindi insomma io sono veramente fiero ed orgoglioso di far parte di questa famiglia che è sempre presente nel territorio, che aiuta anche le persone non di questo territorio. Sicuramente le persone che verranno qui poi avranno, se c'è la disponibilità, è stato fornito un format per l'accoglienza, se non tutte le persone avranno una famiglia che le accoglie, sono state messe a disposizione degli appartamenti su cui verranno inserite le persone, quindi credo che l'organizzazione sia insomma, avanti, sia ben disposta e speriamo che ci sia molta accoglienza perché insomma, le persone hanno bisogno, vengono fuori da una guerra, hanno bisogno anche di supporto psicologico e di trovare una buona famiglia. Siamo finalmente in partenza per l'Ucraina, speriamo di rientrare al più presto e portare questi ragazzi e signore che saranno ospitati da Moncada Energy e poi speriamo che tutto vada bene. Allora, partiamo da quello che state portando, cosa state caricando principalmente. Ho visto che sia la stiva che parte del vano passeggeri è pieno di beni di prima necessità. Abbiamo per lo più medicine, vettovagliamento, roba per ragazzini, bambini, pannolini, tutta questa roba che può servire nell'immediato, sperando che questa guerra finisca prima possibile e rientriamo totalmente alla normalità. Peppuccio, allora il viaggio com'è pianificato? Così qualche informazione sul viaggio? Il viaggio saremo 3 autisti e unica tirata, direttamente andiamo a prendere questi signori, scaricheremo vicino alla frontiera dell'Ucraina e poi andiamo a prendere dove risiedono queste persone, li portiamo giù in Sicilia, sempre unica tirata. Così. Ecco, avete già dei contatti con qualche organizzazione, con chi di preciso? Che Salvatore Moncada, che ha organizzato totalmente il viaggio, abbia già tutto programmato, noi sappiamo che dobbiamo essere lì martedì e speriamo per giovedì di essere di nuovo tutti a casa. Quindi diciamo offrirete quello che sarà necessario durante il viaggio? Durante il viaggio è totalmente tutto spesato a carico della Moncada, totalmente. Dal pullman, dal mangiare, dal pernottamento, tutto.